Buonasera a tutti, benvenuti. Abbiamo oggi Giovanni Cenedese, classe 77, giovane, ecco, sì. È un grande appassionato di storia, in particolare storia militare. E è un collezionista di armi storiche e un rievocatore, artigiano, sia di professione sia nel tempo libero. È un premiato costruttore di armi antiche, medievali e rinascimentali. Qui sotto avete un'esposizione di armi che poi si possono toccare sotto la supervisione di Giovanni. Bambini non ce ne sono. Ah no, ce n'è uno laggiù, sì. Li puoi vedere ma col papà vicino, va bene? Sì, ecco. Benissimo. Ecco, sì, lui più di tutti. Quindi lui è esordito con il suo primo libro scritto nel 2014, quindi è il Manuale del navigatore. Nel 2015 ha pubblicato 2 saggi di storia locale, Il Conte Alberto di Collalto e Nei pressi del Piave, e poi da ultimo nel 2017 Milites. Epilogo di un lavoro di scrittura e disegno durato 4 anni. Nel 2023 pubblica con Piazza Editore, questo giusto? Sì. Che noi l'abbiamo presentato questo libro, vi ricordate? Rambaldo XIII di Collalto, l'anno scorso, ecco. Sì, e un trevisano delle guerre europee del 600 e anche come un semplice soldato. Il primo, questo invece è un romanzo storico, che io non ho ancora letto, confesso, ma mi piacerebbe leggere. E ecco, lasciamo la parola al nostro relatore e poi ci dirà lui come gestire questa parte espositiva. Va bene. Ok, grazie. Buonasera a tutti, spero mi sentiate tutti. Allora, diversamente dall'incontro che abbiamo fatto l'anno scorso, in cui abbiamo visto esattamente la storia del conte Rambaldo di Collalto fra leggenda e realtà storica, quest'anno abbiamo cambiato un po' il target, sempre mantenendo lo stesso periodo storico in cui mi sono specializzato abbastanza. Vogliamo vedere come il mestiere dell'armi nel 600 è lo specchio della sua società. E questo cosa significa? Devo pensare e fare uno sforzo, per nella nostra società prevalentemente pacifista del giorno d'oggi fatichiamo a fare questo collegamento. Dobbiamo tenere presente che lo sviluppo di tutte le società umane, fin dagli albori, è sempre stato legato alla ricchezza di queste società. Se nella preistoria voleva dire solo quanto una società riusciva a produrre cibo in più, nelle società più vicine a noi divenne il commercio, l'artigianato, le attività minerarie, tasse, in una parola l'economia. E questa crescita economica e lo sviluppo, culturale di questa società di pari passo ha sviluppato una crescita militare, una crescita bellica. E proprio per questo possiamo dire che ogni società ha il suo specchio nel mondo militare. E questa sera parleremo proprio del XV e soprattutto XVI e soprattutto XVII secolo, 1500 e 1600, periodo in cui le vecchie società medievali cominciano a diventare i grandi stati nazionali, quindi le società diventano molto più complesse, molto più vaste, e le guerre cominciano a diventare non più locali e quasi private, ma diventano internazionali o addirittura globalizzate. E questo sarà l'esperimento che porterò questa sera. Vorrei fare un passo indietro per arrivare a questo. Nel Medioevo, nella prima parte del Medioevo, le guerre erano combattute da fanteria, dalla Grecia all'impero romano, ai Goti, ai Longobardi. Tutte le battaglie erano combattute da fanteria, per lo più equipaggiata come in questo scudo, che è del VII secolo, in questo piatto, d'argento. Perché? Perché la società non aveva ancora sviluppato queste caratteristiche per poter dotarsi di una cosa che ha contraddistinto il Medioevo, cioè la cavalleria. Quando appare la cavalleria? La cavalleria appare
diciamo intorno all'VIII secolo. Noi abbiamo esattamente una fotografia storica di quando appare la cavalleria, da quando appare la staffa da cavallo, che qui vediamo in questo è un dettaglio della razza di Bayeux, la staffa da cavallo. La staffa da cavallo appare per la prima volta sui testi storici nello Strategico, che è un manuale di storia militare bizantino dell'VIII secolo appunto, però non trova menzione nelle guerre gotiche di Procopio di Cesarea, che è di soli 80 anni prima. E quindi collochiamo esattamente in questo periodo l'adozione della staffa a cavallo. Questo consente di unire il baricentro del cavaliere e del cavallo e consente di poter caricare quel cavallo. Da qui nascono i destrieri, cioè cavalli addestrati apposta per poter portare un cavaliere armato di armatura ad anelli, come quella che vediamo qua sotto per esempio, però integrale, cavalli che a loro volta possono essere corazzati, quindi di grosse dimensioni, e addestrati a tenere il passo sul piede destro. Io quando carico con la lancia, carico sul piede destro il peso, il cavallo deve andare dritto, e inoltre deve imparare distinto a scartare verso destra in caso di pericolo, offrendo lo scudo al nemico. Questi cavalli vengono a costare come un'auto da corsa sportiva moderna, costano l'ira di Dio. Saper usarli costa l'ira di Dio. L'equipaggiamento che indossa il cavaliere medievale, la cotta, l'elmo, la spada poi è quasi un accessorio, ma comunque è la cotta e l'elmo e lo scudo che costano, e il cavallo ce ne voglia più di uno, costa tantissimo. Questo cosa ci dice? Che la società dell'epoca è in grado di adottare, di sostenere questa spesa, cosa che per esempio nel mondo dei Longobardi era impossibile. E come funziona questo? Questa è la base del sistema feudale. Il sovrano di turno dava in feudo dei territori a un signore, a un nobile, e col surplus alimentare, la ricchezza che produceva tutto questo feudo, riuscivano a creare questo cavaliere, questa macchina da guerra che vinceva le battaglie. Possiamo paragonare, sono stati fatti dei studi, delle comparazioni, l'equipaggiamento per un cavaliere medievale si aggira sugli 800-900 mila euro, facendo un paragone molto difficile a dire il vero. Questo porta la cavalleria medievale a comporre eserciti molto piccoli, molto piccoli, fino al 1300, e quindi le guerre sono molto piccole. Però per 600 anni vincono, scusatemi la semplificazione, tutte le battaglie. Questo fino al 1400, quando c'è un ritorno della fantesia. Cosa succede? Cambia la società, nascono dei grandi stati nazionali, il Regno di Francia, il Regno di Spagna, che cominciano ad avere mire molto più grandi del singolo signore, della singola città medievale, e hanno delle grosse ambizioni e devono arricchirsi, di dotarsi di molte più militari, e quindi rispolverando antichi testi, tipo lo Strategico, abbiamo già citato, romani, bizantini o ancora precedenti greci, comincia a comparire sempre più spesso nei campi di battaglia la picca. La picca, non l'ho portata per non stare in macchina, immaginate questa punta di lancia con 5-6 metri di asta. Una picca da sola non fa niente, ma inquadrata in un migliaio di uomini genera una rete talmente fitta di punte di acciaio che ferma la carica da cavalleria, non perché il cavaliere non vuole andarci dietro, ma perché il cavallo proprio, che è intelligente, riconosce il pericolo e arresta la sua carica, annientando di colpo la carica, la sua energia cinetica. Un po' come è successo nel Medioevo ellenico, nell'antichità greca, quando la fanteria pesante con scudo e lancia fermava i carri. Stessa cosa, il cavallo vede il pericolo, si ferma. Cosa ci dice questo della società che gestisce questo tipo di combattimento? Che è una società estremamente
ricca, perché per formare qualche migliaio di uomini che abbiano il coraggio e la disciplina di stare con le picche contro la carica della cavalleria, serve un addestramento e servono dei soldati professionisti e non pagati tanto, perché ce ne servono talmente tanti, e quindi il 1400 è il secolo dei mercenari, che poi si porterà anche al 500 e al 600. Sì. Arriviamo al 1500 e poi anche al 1600, che arriviamo a un periodo in cui la guerra possiamo dire che è endemica, una guerra che è sempre costante. Nel 1500 abbiamo qui in Italia le guerre d'Italia, abbiamo 1000 espansionistiche di Francia, abbiamo della Spagna, abbiamo Venezia che è al massimo del suo splendore, della sua estensione. C'è la guerra della Lega dei Cambrai che porta delle guerre fino alle porte di casa nostra. E quindi la guerra è sempre costante. E qui, quando la guerra è costante, con dei mercenari che vivono sul territorio, ci sono continue evoluzioni. E arriviamo alla rivoluzione militare. Cos'è la rivoluzione militare? Il nobile cavaliere, quello che da 600 anni è in cima al cavallo messo da Dio e che vince le battaglie, vince costantemente le battaglie perché è Dio che lo ha messo là sopra, lui vince le guerre e ha tutti i diritti di quello, qui non serve che lavora, i suoi contadini lavorano, i monaci pregano per lui tutti i suoi ricchezze, i suoi privilegi derivano proprio da questo, perché lui è un soldato, tanto che i nobili si fanno ritrarre in armatura, quando muoiono si fanno dipingere in armatura, si fanno i sarcofagi con l'armatura, però in questo momento l'armatura non serve più, cambia anche il modo di vestire dei soldati. Fino al 400 comincia a essere l'armatura completa, ma arriva anche un'altra innovazione che ho sempre portato qua sotto, che sono tutte armi finte, non sono tutte repliche, inerti. L'archibugio, la polvere a spada. Ecco che l'armatura non serve più. Dobbiamo pensare a questa nobiltà che era protagonista di queste guerre, che faceva della guerra la loro vita. Di colpo non servono più. Di colpo il loro scopo non serve più. E questa è una cosa che si chiama proprio rivoluzione militare, ma è anche una rivoluzione sociale. Il nobile cavaliere perde il senso di esistere e quindi deve per forza mutare. Diventerà pian pianino fino quasi al 1700 non più un combattente autonomo, individuale, ma diventerà un funzionario dei grandi stati in uniforme e quindi di diritto diventerà ufficiale, eccetera, 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 eccetera. Qui ho voluto portare un affresco che penso conosciate abbastanza bene, è quello della loggia, il giudizio di Traiano. Che mai che si vede. Beh, comunque, usate la fantasia, lo vedete sempre, è qui sotto la loggia. Questo è un dipinto ambientato all'epoca di Traiano, quindi nell'impero romano, però è un dipinto del 1500 e qui vediamo i tipi di soldati che sono equipaggiati alla moda del 500. Per esempio questo soldato ha una alabarda che è quella che è questa, che è una tipica arma del 1500. Sono molto importanti questi dipinti come fonte iconografica, bisogna calcolare quando sono stati disegnati. Quindi questo è mi pare, prima metà del 500 e i soldati romani non erano equipaggiati così. La cosa che salta all'occhio è anche come sono vestiti. Questi sono mercenari, non sono nobili, quelli a piedi sono dei plebei che si sono arricchiti con la guerra. Si vestono in questo modo perché senza armatura, senza corazza, perché non serve più. Il combattimento avviene con queste aste. La picca, per esempio, consente delle stoccate così potenti da forare un'armatura. Immaginate st'asta da 6 metri, scagliata di colpo, può forare l'armatura. E poi serve mobilità per portare questo peso. Poi c'è l'archibugio.
E quindi questi in questo caso possono essere dei mercenari svizzeri come dei Lanzichenecchi, sono dei mercenari abbigliati alla moda aristocratica del periodo, proprio perché se girava male, non arrivava il soldo del sovrano, mollavano spada alla barda e si confondevano con la nobiltà o con la borghesia e quindi volentieri cambiavano bandiera o fuggivano. La ricchezza dei loro abiti indica come fosse redditizia la guerra, non per il soldo che prendevano, ma per il saccheggio, perché ci arriveremo fra un attimo, che è la cosa che più va a influire sulla società del periodo. La guerra non è più individuale, aristocratica, ma diventa un'operazione collettiva. Non è più composta da il singolo cavaliere con la sua masnada di uomini, ma da dei professionisti a migliaia. Il cittadino nella città combatte, dipende. Se la mia città, il mio borgo, il mio stato è sotto assedio, è attacco, sì, combatte contro milizia cittadina. Certo non vado a invadere altri stati. Per questo servono i mercenari, non sono legati alla terra, loro vivono nell'accampamento 365 giorni all'anno. Ci sono soldati che hanno vissuto 20 anni in giro per l'Europa senza mai tornare a casa, perché vivevano con il reggimento, con la compagnia, con l'esercito. E quindi ecco, torniamo, la società, come si confronta, come si specchia nella guerra. Una città sotto assedio è composta da cittadini non avvezzi alle brutalità e si scontra contro i mercenari che di mestiere sono brutali, perché la paga non gli arriva mai, però sanno che se ti ammazzano possono prenderti la sacca, possono prenderti l'arma, possono prenderti gli abiti, gli stivali e rivenderli. Se entrano in casa possono rubare il pezzo di legno per bruciare e non morire di freddo, possono trovare il soldo e quindi sono avvezzi a questo tipo di vita, ma non per pura brutalità, perché muoiono di fame, nell'accampamento hanno figli, hanno mogli che non ricevono la paga promessa magari da mesi. C'è un episodio durante la guerra dei 30 anni di cui mi sono specializzato e abbiamo parlato largamente l'anno scorso per chi c'era. A Vienna in un inverno si sono acquartierati una roba come 20.000 uomini austriaci, tedeschi dell'impero, quindi alleati, e sono stati stipati in questa Vienna, molto più piccola di quella adesso, è proprio la zona storica, e hanno saccheggiato tutto, tolto perfino la paglia dei tetti per dare da mangiare ai cavalli, hanno distrutto la città e il nemico però era fuori dalle mura, che faceva altrettanto col contado. Quindi ecco come la società si rispecchia in questo tipo di guerra. Dicevo, questi reggimenti sono composti da professionisti e il tipo di guerra, il combattimento come ce lo immaginiamo nei film, quello esercito contro esercito, in realtà è una cosa che avviene 1 o 2 volte all'anno, sono veramente pochi questi combattimenti e a volte durano anche un paio d'ore, un pomeriggio solo. La guerra avviene assediando le città ed è qui che ancora la società entra. Io ho voluto tirar fuori, ho trovato due diari del saccheggio di Magdeburgo, nel nord della Germania, 2 estratti brevi di 2 diari, uno scritto da un ragazzo di 12 anni che ha subito, era abitante di Magdeburgo, e uno di un ufficiale che comandava il saccheggio nello stesso giorno. Io vorrei leggervi proprio con le loro voci, secondo me è importante leggere questi diari. In questo periodo storico abbiamo tanti diari che ci dicono queste cose e secondo me è il miglior modo per fare storia. Questo Johann Friese aveva 12 anni. Di lì a poco i soldati dell'imperatore cominciarono a gridare per tutte le strade: abbiamo preso tutto, battendo le porte come assatanati. I soldati minacciavano di non lasciare in vita neanche un'anima se non gli avessimo aperto e non li avessimo lasciati entrare. Il padre e la madre gli diedero tutto il denaro che avevano con sé e alcuni indumenti e attrezzi, e così furono soddisfatti.
Quando un gruppo di soldati entrava in una casa e il padrone riusciva a dar loro qualcosa, poteva salvaguardare 6 suoi cari fino all'arrivo del gruppo successivo. I guai cominciavano quando si era dato via tutto. Allora prendevano a malmenare e a minacciare morte. Erano 4 moschettieri, tutti con la miccia accesa. Picchiarono e spinsero forte il padre. A volte la madre cercava di interporsi con la mano, ma senza risultato. Noi figli ci attaccavamo ai soldati come piattoli, gridandolo che lasciassero vivere il padre e la madre. È una cosa che io quando l'ho letto mi sono sentito quasi male, perché è una brutalità, l'impotenza. Cosa vuol dire che i soldati avevano la miccia accesa? Questa era l'arma dell'epoca, è un archibugio, che è un fucile ad avancarica, si carica il proiettile dal davanti, si mette la polvere fine in questo scodellino e il fuoco avviene con una miccia a lenta combustione che con una leva porta il fuoco alla polvere da sparo. Non giravano sempre con la miccia accesa. La miccia accesa è un modo di dire sono pronti a far fuoco. Prima dell'attacco tutte le micce sono spente. Passa il serviente con la lampada a olio, accende tutte le micce dei fucili che ti mettevano la mano perché non partisse il colpo. E poi, soffiando per tenerla viva, al momento sparavano il loro unico colpo. Addirittura la miccia per rallentare aveva un odore terribile, era trattata con escrementi animali, con dei sali, aveva un odore veramente pestilenziale. E quello che noi diciamo adesso, sento puzza di bruciato, un modo di dire, c'è qualcosa che non va, era il modo che avevano i soldati, i mercenari, di dire c'è qualcosa che non va, c'è l'odore della miccia. E questo è un modo di dire che è sopravvissuto fino al giorno d'oggi. Perché mettevano questo odore? Perché era una cordicella trattata per rallentare la combustione. E quindi questi sali che restavano, questi escrementi, questa cenere puzzava tremendamente. Si diceva che il soldato più accorto poteva accorgersi di un'imboscata solo col naso. Il capitano Georg Ackermann, che era un capitano imperiale, che ha assaltato Magdeburgo, questa è la città, qua si possono vedere le granate che piovono, gli incendi. Magdeburgo è stata incendiata dopo mesi di assedio, mesi di razionamento del contado che veniva saccheggiato. Qui vediamo le formazioni di picchieri, gli archibugieri a cavallo. Queste sono le fortificazioni moderne dell'epoca con i cannoni che sparano e le fiamme che circondano la città. Questo è un dipinto da un'altra angolazione della stessa città, la bandiera imperiale e gli ufficiali. 2 righe su quello che scrive sul diario del capitano Georg. La mattina del primo giorno di saccheggio della città si alzò un vento furioso. La città era un solo rogo, così che non c'era alcuna possibilità di salvezza. Spalancata la porta, vidi uno col fucile spianato che fece fuoco contro di me. Ma poiché mi scansai, mi sferrò solo di striscio al braccio, colpendo a morte qualcuno che si trovava accanto a me. Corse su per la scala a chiocciola con il fucile e si chiuse dietro a una porta di ferro. Quindi anche per i soldati non era così una passeggiata. C'è un diario scritto è molto famoso nell'ambiente della guerra dei 30 anni, da un soldato che si chiamava Peter Hagendorf. È un diario, è grande così, e scrive solo annotazioni di tutto quello che ha passato. Ed è interessante come lui era un soldato protestante, la guerra di 30 anni vede la formazione dei protestanti contro i cattolici per lo più, e lui cambiava esercito di continuo, bastava che pagassero. Aveva una compagna, gli sono morti 4-5 figli appena nati, perché le condizioni erano proibitive in questi accampamenti. Gli studiosi hanno ricostruito il percorso fatto da come segnato, ha fatto 21.000 chilometri in tutta la guerra di 30 anni che qui ha combattuto. E lui, la sua preoccupazione, un giorno che era ammalato all'accampamento, avevano preso una città, non mi ricordo se Lutzen o cosa, e non poteva partecipare al saccheggio. È andata la moglie a fare il saccheggio, perché aveva il bambino appena nato che stava male, lui ferito da una pistolettata, e non avevano niente, quindi è riuscito a rubare delle brocche d'argento per poterle rivendere, perché poi intorno agli accampamenti ci sono gli sciacalli che vanno a comprare, che si fanno affari, eccetera, eccetera.
è dovuta andare la moglie, perché se no morivano di fame. È una tragedia nella tragedia. E la società viveva questo. E anche le città a fianco, diciamo, quelle che non vedevano assaltate, subivano lo stesso, perché immaginatevi un esercito, faremo l'esempio anche dopo, nel 1630 a Mantova, qua vicino, che il conte Ramballo ha comandato l'assalto, c'erano 60.000 uomini nelle campagne per un anno che hanno saccheggiato tutto, monasteri, chiese, villaggi, campagne, tutto. Quindi assomiglia un po' alle guerre di oggi nel Medio Oriente, sono queste guerre a bassa intensità che consumano sul posto, perché la gente comunque rimane sul posto, anche se la guerra si fa una tregua, non è che si prende i marginali e si manda a casa, là si resta e si consuma. E quindi la società lavora anche per questo. Questo succede in Germania e qui da noi, pensiamo che qui da noi non c'era la guerra di 30 anni, qui noi eravamo nella Repubblica di Venezia. Molti dicono che è stata una benedizione la Repubblica di Venezia per noi, in parte possiamo essere d'accordo, in parte no, ma non dobbiamo pensare che Venezia fosse una repubblica, uno stato pacifista. Venezia aveva combattuto per tutto il 1500, perché all'inizio del 1500 hanno fatto questa lega di Cambrai, Francia, la Chiesa, l'impero, tutti contro Venezia perché si stava espandendo troppo. E Venezia ha combattuto e le ha prese. Salviano ha costruito le mura di Treviso, però appena prima come si chiama quel posto là? A Gagnello, vicino a Milano, è stato sbaragliato, hanno preso paura. L'impero arrivava da nord, la guerra del Cadore, sono arrivati nelle Valli Bionesi fino a Feltre, sono arrivati a Longarone. E questo cosa voleva dire? Che le città e i villaggi arrivavano questi mercenari ad ammazzare, a far soprusi, specialmente la guerra in Cadore, che è quella che noi, Vittorio Veneto, Conegliano, nelle nostre zone, abbiamo sentito di più, comunque ha portato un gran problema economico, perché tutto veniva consumato e tutti i contadini venivano reclutati per fare soldati, diversamente da l'impero, che aveva un modo di reclutare che vedremo fra un attimo, che usava dei mercenari, o come la Francia usava i mercenari svizzeri, a un certo momento poi comincia a comunque andare sempre sui mercenari. Venezia aveva un sistema un po' più moderno, le chiamava le cernide, praticamente degli ufficiali incaricati dal governo veneziano, si chiamano collaterali, giravano per i loro possedimenti a reclutare, dicevano servono 10.000 uomini, lo prendeva. E lo sbandato, quello che voleva far vedere il mondo, quello che aveva combinato qualcosa, e rastrellava persone fra i villaggi e fra i paesi e le città. Un famoso collaterale è stato il papà di Rambaldo XIII, il conte Antonio IV. Lui reclutava questi uomini, gli faceva firmare un contratto che si chiamava condotta, da qui viene il termine condottiero. E proprio immaginare che il livello di bustarelle, di giri di soldi che faceva arricchire a stramisura queste persone. Venezia quindi dopo il 1500, in cui ha anche una grandissima vittoria tra virgolette, ma una grandissima spesa alla battaglia di Lepanto, capisce che è molto vulnerabile, ormai i suoi confini sono molto ridotti, e vuole stare fuori dai conflitti, si arma, crea eserciti, crea flotte, ma rimane al di fuori. Durante l'assedio di Mantova del 1630, Venezia dà una mano a Mantova, manda fuori i provvedatori a comandare eserciti, ma non esce mai dal territorio veneto, si mette sul confine. E qui ho trovato due parole del nunzio apostolico Giovan Battista Pallotta, che era il nunzio apostolico, è il portavoce del Papa nelle corti, che scrive proprio al Papa un messaggio, che Venezia non sia per poter resistere alla forza da più bande e dalle segrete intelligenze e propensioni dell'imperio. Cosa vuol dire? Venezia ha paura, cioè l'impero ha mandato l'armata d'Italia, comandata da Ramballo, a prendere Milano e Mantova,
ed è un attimo che arrivi a Venezia e quindi non vuole sprecare soldati per aiutare Mantova, fornisce soldi, fornisce supporto, ma non fornisce supporto militare reale per potersi difendere. Dopo succede che Rambaldo viene richiamato, la guerra non si ferma e Venezia per il momento è salva. Quindi qua da noi battaglie nel 1600 non ce ne sono, però il reclutamento e comunque tutta l'economia ne risente tantissimo, perché la guerra è a Mantova, che è qua vicino, a una giornata o due di galoppo, insomma. Vorrei adesso andare dentro sul mestiere dell'armi. Dicevamo che il cavaliere non è più un soldato che combatte in prima persona e che rischia di suo, anche se rischiava pochissimo, anche nel Medioevo, ma diventa un imprenditore. Qui ho voluto mettere una stampa della battaglia di Lutzen, sempre in Germania, che c'entra niente con noi, però è molto bella da vedere. Qui c'è l'ordine dell'armata svedese e qui imperiale. Per sollazzo mio mi piace perché ci sono, vediamo, due tipi di formazioni molto diverse. Gli imperiali usano un sistema che si usava ancora nel 1500, è quello che chiamano il tercio, sono quadrati di 1500 uomini, messi su 60 file, tutti armati di picca, eccole qua, e tutti archibugi o cavalleria intorno. Gli svedesi sono molto più avanti, hanno sperimentato che invece di mettere 60 file di uomini ne mettono 20, quindi allungano molto. Se in queste formazioni, per esempio, l'archibugiere o il picchiere solo le prime 3 file riescono a combattere, e quindi tipo un 10% dei soldati, in queste formazioni combatte quasi il 40% degli uomini. Arriveremo pian pianino fino al 1800, fine 1700 con le guerre napoleoniche, che le file diventeranno 3, la tattica lineare. È un passaggio che cresce in continuo. Perché? Perché i pensatori, perché la tecnologia porta a migliorare queste cose. Vediamo noi, il 600 è l'epoca dei condottieri imprenditori, che la guerra è un business. A questo punto la guerra è business, servono fondi impensabili, la guerra costa cifre enormi, neanche l'impero d'Austria riesce a pagare una guerra, servono finanziatori, non c'è un sistema fiscale efficace. Ci sono, scusate, banchieri. C'è l'esempio di un anno che mi ha affascinato, il 1619, in cui la guerra di 30 anni, la prima fase della guerra di 30 anni, la guerra di Boemia, si ferma, perché tutti hanno finito i soldi. È una guerra che si sposta negli uffici delle banche, negli appartamenti degli investitori, quindi sembra una guerra ferma. I mercenari sono sul posto, che consumano, saccheggiano, fanno i soprusi, ma i comandanti sono fermi, i governi sono fermi, cercano finanziatori, specialmente dall'Italia e specialmente dal mondo ebreo. Infatti l'anno dopo l'impero conquista Praga, la mette a ferro e fuoco, 5 giorni di saccheggio devastante, gli imperiali cattolici saccheggiano sia tedeschi che cechi, sia protestanti che cattolici, non ne frega niente, saccheggio libero, tranne il quartiere ebraico. Perché? Perché sono stati molto gentili con l'imperatore per poterlo finanziare. Per esempio, come funziona? Nel mondo tedesco, ma quasi un po' dappertutto, a parte Venezia, l'imprenditore, il colonnello, non è che come adesso fa il suo percorso e ancora meglio, cioè non è che adesso fa il percorso e diventa stipendiato dallo Stato, no,
lo Stato è un cliente del colonnello, il colonnello si arruola a spese sue, 8.000, 10.000 fanti, 2.000 cavalieri, si compra i cannoni e poi vende i servizi allo Stato. Il conte Rambaldo, per 24 anni di servizio, lui aveva un suo reggimento di 8.000 uomini di fanteria. Un reggimento di fanteria è composto da, fa conto, in questa formazione ci sono un paio di reggimenti. In 24 anni accumula 225.000 talleri d'argento. Se facciamo una conversione stentata, siamo a più di 11 milioni di euro, che naturalmente il governo non ha mai pagato. E infatti lui dopo 24 anni dice, maestà, sarebbe il caso di dare in pala, insomma, no? E si fa pagare facendosi vendere delle terre. È per quello che il conte Rambaldo compra delle terre in Moravia per 5 milioni di euro più o meno, non neanche per tutto, con la promessa che se lui dà i soldi all'imperatore, l'imperatore glieli dà come paga. Fanno una patta, firmano il contratto e così è chiuso il debito. Tra l'altro è un sistema anche per l'imperatore molto comodo, perché l'imperatore così dà delle terre che ha sequestrato gratis, le dà un fedele che poi ci pagherà le tasse. Quindi i soldi vanno recuperati in continuo, insomma. Ma allora un imprenditore moriva di fame in tutto questo periodo? No, perché c'era il saccheggio. Il saccheggio comunque era indispensabile per tutti quanti gli eserciti. Un esercito anche di 20.000 uomini consuma l'ira di Dio di cibo, acqua, ferro, legname, di vestiti, qualsiasi cosa. E quindi saccheggiavano regolarmente, sia in territorio amico che nemico. Sempre a Mantova, Rambaldo, a un certo punto, lui non partecipa perché ormai è molto malato alla fine della sua carriera e anche della sua vita, anche se non lo sa, lui mette dei veti. Lui a Mantova c'è il Palazzo del Sale, che è una torre quadrata, che si vede ancora oggi, dove c'è immaginato il sale per tutto il Ducato di Mantova. Lui vuole il sale, che è una ricchezza stratosferica, è come dire più dell'oro e dell'argento. E lui, quando poi da Mantova si sposta a Torino, oltre a quello che ha già mandato a casa con i corrieri, si sposta con 2 carri trainati da 3-4 cavalli l'uno, da quanta ricchezza ha accumulato e da quante bustarelle prende per poter agevolare uno e l'altro. Quindi è comunque un grande business. E tutto questo viene venduto non al miglior offerente, perché in questo caso c'è anche la devozione all'impero e alla fede cattolica di molti imprenditori colonnelli. Qui vediamo un altro esempio di un reggimento, sempre il terzo, qui immaginiamo 1500 uomini qua dentro, abbiamo la cavalleria ai lati, gli archibugieri, la retroguardia, l'artiglieria e la cosa che è più interessante in questa miniatura è quello che è qua sotto sulla fascia. Carri e persone, la logistica. Perché se noi troviamo in un manuale che ci sono 20.000 uomini, 20.000 cavalieri e 5.000 cavalli, non sono 25.000 soldati, sono 60.000 uomini. Ci sono preti, prostitute, cerusici, mogli, c'è tutto un villaggio, una città ambulante che gli va dietro e che consuma, vivendo in accampamenti nel fango, anche in inverno. La guerra nel Medioevo si faceva solo d'estate, adesso d'inverno non si manda a casa. Se stiamo combattendo a Mantova e il soldato è di Berlino, non si lo manda a Berlino a piedi, no, resta lì, consuma lì. Quindi occupano i villaggi, le case. Ecco che ancora la guerra entra nelle case delle persone, entra nella società e consuma e crea disagio. E in questo non importa neanche la nazionalità, diventa una cosa veramente internazionale. Succede che al comando delle truppe tedesche ci sono italiani, ci sono francesi. Lo stesso francese, il Savoia, che a Praga combatte contro Rambaldo,
A Torino è al fianco, sono amici, combattono contro i francesi, perché nel momento conviene questo tipo di alleanza. Ecco, un'altra miniatura che vede il Lanzichenecco. Lanzichenecco è l'italianizzazione di Landsknecht, cioè servo della patria, era il modo di chiamare i mercenari in tedesco. Questo soldato è un doppio soldo, porta sulla spada uno spadone a due mani, uno Zweihander, che è questo che poi vi faccio vedere, una spada più corta, che è una frangipicca, è una spada molto... non l'ho neanche portata via. Una spada molto corta, non a punta, serviva per afferrare le picche nemiche e tagliargli la punta, proprio da mischia. E dietro c'è la compagna, che lo segue, e anche il cane. Sì. Vorrei fare un calcolo, avevo preso punto dal professor Nicola Zotti, che adesso purtroppo non c'è più, e ho sviluppato questo suo ragionamento sul problema della logistica. Su che ordini di grandezza deve ragionare un colonnello o un generale per una guerra? Ho preso l'esempio della campagna di Mantova. Secondo le stime più basse, che sono quelle genovesi, Rambaldo ha con sé a Mantova 25.000 fanti e 4.000 cavalli, cioè 29.000 combattenti. Leggo e così sviluppo il matematico che è in me. Però, per il discorso di prima, stimiamo questi 29.000 uomini in 60.000 bocche almeno, da snutrire. Un uomo, al giorno d'oggi, consuma 2 litri d'acqua al giorno, ma l'acqua in quel periodo, in quella società, è una cosa quasi pericolosa. Non c'è un sistema idrico, l'acqua è pericolosa. Calcoliamo un mezzo litro d'acqua potabile per fare la zuppa, un altro mezzo litro magari non acqua di pozzo, ma qualcosa di meno pulito, e almeno mezzo litro di vino al giorno per 60.000 bocche. Facciamo 2 conti, vengono fuori 18.000 ettolitri d'acqua e 9.000 ettolitri di vino al mese. Poi ci sono i cavalli, abbiamo detto 4.000 cavalli. Un cavaliere non ha un cavallo, ha un palafreno, che è il cavallo da marcia, e il destriero, il cavallo da battaglia, poi c'è quello di scorta, c'è quelli dei cavalli da somma, i muli. Ho stimato che questo esercito di Rambaldo a Mantova avesse 12.000 cavalli e un cavallo beve 25 litri d'acqua al giorno e mangia 15 kg di foraggio. Arriviamo a altri 128.000 ettolitri d'acqua al mese e 77.000 quintali di foraggio al mese. Cioè, se dovessimo portare adesso queste cose, qui servirebbero 620 autotreni moderni al mese. Immaginate, le cose vanno recuperate, vanno pagate, vanno trasportate, vanno gestite. Impossibile, per quello c'era questo gran saccheggio e la gente moriva di fame. E i cavalli mangiavano la paglia dei tetti delle case. Ma non c'è solo acqua e cibo. Il ferro. Solo per ferrare i cavalli. Un cavallo che lavora tutti i giorni va ferrato 2 volte al mese. 8 ferri e 48 chiodi al mese per ogni cavallo. Stimando i grammi e i traetti per il ferro, sono 620 quintali di ferro al mese. E con la valuta all'epoca sono 9.300 fiorini di ferro, che traduciamoli in 450.000 euro al mese, solo di ferro, senza il carbone per forgiarlo, senza l'esercito di maniscalchi, senza la legna per accendere le forge e senza tutti gli attrezzi per poter lavorare e ferrare questi cavalli. E quindi, dove voglio arrivare con questo? Quando diciamo guerra o storia militare, non dobbiamo intendere solo la battaglia, che abbiamo visto che è un evento particolarmente raro, perché qua si spostano a piedi in continuo fino all'epoca che c'è il treno, fino alla seconda guerra di indipendenza italiana. La gente si muoveva a piedi l'ordine di centinaia e centinaia di chilometri e la battaglia era 2-3 volte all'anno. La battaglia della Montagna Bianca, quella della prima immagine che mi ha fatto vedere, ha durato 2 ore e sono partiti da Vienna
facendo il giro largo per arrivare a Praga, per arrivargli di sorpresa. E quindi va da sé che la morte in combattimento è una cosa per un soldato, è molto molto rara. I cavalieri dell'Apocalisse. La maggior parte degli uomini impegnati in queste, anche se comunque una battaglia comprendeva fino anche il 20% di perdite in un combattimento, però immaginiamo peste, fame, malattia, carestia, proprio i cavalieri dell'Apocalisse. E ho trovato un altro diario di un monaco benedettino, un certo Maurus Friesenegger, che vive in un monastero a pochi chilometri da Monaco di Baviera, che subì il passaggio di un esercito spagnolo, quindi alleato. Qui a tedesco arrivano gli spagnoli alleati. E lui è nel suo villaggio e nel suo monastero. Il villaggio era in uno stato di squallore e devastazione totale. Uno spettacolo raccapricciante e incomprensibile alla gente. Nelle case per i vicoli non c'erano altro che sorridi stracci, teste, piedi, interiori di cavalli mangiati, sozzura umana e diversi cadaveri. Delle case si erano conservate solo la cucina, la stanza, il soggiorno, quella per dormire. Il resto non aveva tetto, né rivestimento, né parete divisoria, né trave portante. E si reggeva unicamente sui 4 pilastri. Saccheggiano tutto, è freddo, devono bruciare. Bruciavano anche i crocifissi, arredi sacri. I soldati muoiono oltre di fame anche di freddo. Negli orti, i recinti, gli steccati, gli alberi da frutto più belli erano tutti bruciati. Anche tutti gli arredi domestici, panche, casse, letti, stoviglie, e cose mobili, carri, aratri e tutto quello che era di legno era stato dato alle fiamme. Persino le 2 chiese si trovavano in uno stato terribile. Porte e finestre erano in pezzi. Tutto ciò che si era conservato di utile era stato rubato. La settimana prima nella chiesa di Nostra Signora avevano acceso un fuoco, nella chiesa parrocchiale 2. Allo scopo avevano usato tutti gli oggetti sacri in legno. Le mura erano sporche di fuligine e di fumo, il pavimento coperto da sporcizia, e al cimitero non si poteva più mettere piede decorosamente per tutta la lordura umana. Perché non ci si pensa, ma 60.000 uomini vanno in bagno tutti i giorni. In un momento di tregua a Mantova, gli eserciti imperiali si ritirano un attimo e i mantovani escono per vedere e sentono subito un odore, perché tutti i cadaveri morti di peste che avevano portato loro erano stati buttati nel Mincio, nei laghi del Mincio, erano marciti. Quindi il duca ha fatto bruciare tutto e ha fatto chiudere dentro in casa, ma troppo tardi, perché qualcuno aveva preso degli abiti, di qua avevano lasciato armi, abiti, tutto, scappati proprio dalla morte. Questi mantovani portano dentro la cosa ed è l'origine della peste mantovana, che devasta una città che è già devastata di suo. E quindi chi combatte? Il nobile combatte, che nobile, dico nobile, lo do per sottinteso, ma è quello che fa la politica, che decide il futuro che di tutti quanti i suoi i sudditi, la brava gente, quindi usiamo quello come specchio. Non riesca più come un tempo. Molti comandanti, molti colonnelli muoiono per litigi politici tra loro, si accusano, poi vengono decapitati per tradimento. Quello era il destino più comune per un generale. Rambaldo muore di malattia, per esempio, e come tutti i suoi colleghi. Chi paga la guerra? La guerra è costosa in modo inaudito, tasse, requisizioni, debiti sovrani. E tutto il sistema fiscale si basa sulla guerra, non è il contrario. Tutto si basa sulla guerra. Lo vediamo anche oggi nei telegiornali. La guerra, adesso la facciamo anche qui, anche oggi, economicamente. Quanto costa battere un drone iraniano? Il drone costa 10.000 euro, servono 1 milione di euro di missili per batterlo. No, non è vero, basta il raggio, quello da $4 per disturbare, allora fanno il drone col filo che consuma niente. È tutta una guerra di prezzi, che non tiene conto della vita umana,
ma tiene conto a lungo andare chi spenderà di più. E qui è la stessa cosa. Non si pensa. La guerra dei 100 anni, per esempio, in Francia, non è che dura 100 anni in continuo, sono tante piccole guerre che a un certo punto il re di Francia dice finì i soldi, tregua, ma i mercenari li lasci là. Queste migliaia di uomini cosa sanno fare? Sanno coltivare? No. Hanno strumenti per fare il fabbro? No. Assaltano le città per conto loro e si fanno pagare degli scaffi. E così la guerra continua, continua e continua. Io ho fatto questi diari, ho letto questi diari per dare idea della brutalità della guerra e ho tenuto per ultimo un altro diario di un comandante francese questa volta, non è del 1600 ma del secolo prima, del 1500. Blaise de Montlac, un capitano francese, che soccorre Siena nelle guerre d'Italia. Lui è dentro Siena, Siena è assediata dagli spagnoli e lui ha le strette. Ha finito il grano, ha finito il pane. Cosa fa? Leggo direttamente le sue parole. Vi dico che la lista delle bocche inutili aumentava a 4.400 più. Che di tutte le miserie e desolazioni cui ho assistito, non ho mai visto una simile, né spero di vederla più. Perché il padrone doveva abbandonare il suo servitore, che era con lui da lungo tempo, la padrona della sua cameriera e un mondo di gente che non viveva che del lavoro delle sue braccia. E per 3 giorni furono desolazioni e pianti. Questa povera gente se ne andò incontro ai nemici, i quali li respinsero verso la città. E tutto il campo rimase in armi, giorno e notte, li respinsero fino ai piedi delle mura, al fine che noi li riammettessimo dentro, per mangiare più rapidamente quel poco pane che ci restava, e per vedere se la città si rivoltava per pietà dei loro servitori e cameriere. E questo durò 8 giorni. Non mangiarono che erbe e ne perirono più della metà, poiché i nemici li uccisero, e pochi se ne salvarono. Vi era un gran numero di belle ragazze e belle donne. A questo era consentito il passaggio, poiché la notte gli spagnoli ne prendevano qualcuna per i propri comodi. Proprio la bassezza di questa umanità. Montlac abbandona Siena, la lascia Siena al suo destino, che non è che ha fatto l'assedio dei bocche inutili, adesso ci sarà il saccheggio, quello che abbiamo letto a Magdeburgo prima. Però la mentalità è in queste ultime parole con cui conclude il capitano Montluc. Sono le leggi della guerra, bisogna essere spesso crudeli per avere la meglio sul proprio nemico. Voi governanti e capitani non temete di sbarazzarvi delle bocche inutili, tappate le orecchie ai loro pianti. Se fossi stato certo del mio coraggio l'avrei fatto 3 mesi prima, può darsi che l'avrei salvata la città, 100 volte me ne sono pentito. Questo è il pragmatismo di questa classe dirigente che comandava il nostro mondo 400 anni fa. Vado a concludere questo sistema. Se la società modifica il modo di fare la guerra modifica anche a sua volta la società. È un rincorrersi continuo, come migliorare la spada fa migliorare l'armatura, che a sua volta richiede armi sempre più efficaci, come l'artiglieria che richiede città più fortificate, che a sua volta richiedono un'artiglieria sempre più efficace, e tutte su quelle cose che si inseguono l'un l'altra. L'eredità del 600 è che gli stati con questi grandi eserciti e queste nuove capacità militari si stanno avvicinando verso l'assolutismo. È il 700 il secolo dell'assolutismo, il secolo dopo, in cui il re, i sovrani sono talmente potenti con il loro esercito da poter dire non mi serve più un Parlamento, non mi serve più nessuno che devo chiedere permesso a nessuno, lo Stato sono io e faccio quello che voglio io. E questo arriverà fino, diciamo, alla rivoluzione francese e anche un po' dopo. E concludo con una cosa che io tengo sempre a precisare. Quando dico che sono appassionato di storia militare, la maggior parte delle persone è guerrafondaio, è appassionato di guerra, è soldatini. Non è vero.
non dobbiamo vedere la storia militare come la mera cronaca di una battaglia, anche se è affascinantissimo. Se mi date il via vi tengo qua fino a mezzanotte, perché è proprio una cosa che appassiona, ma la cosa che forse mi appassiona ancora di più è vedere tutto il contorno che c'è, tutto lo sforzo che le società mettono in atto per creare queste cose, per poter consentire a una società di mantenere questo tipo di eventi e sopravvivere a questo tipo di eventi. E quindi basta. Volevo un finale effetto, ma non l'ho. Se ci sono delle domande, Volentieri. altrimenti penso che puoi cominciare a spiegarci un po' le Allora, armi. rispetto a diciamo, l'evoluzione più grande che c'è diciamo, dal 400 in poi è proprio l'archibugio. L'archibugio è l'arma che ha cambiato tutto. Questa è una sì. Gli armi non possono né tagliare né sparare, sono fatte apposta per farli dare anche alcuni ragazzi. L'archibugio è chiamato l'arma del diavolo. Ludovico Ariosto dice abominioso ordigno che fosse fabbricato nel Tartario. L'Orlando Furioso, lui riesce a rubare al re d'Olanda questa arma che gli permette di abbattere tutti i cavalieri che vuole e lo prende in mano, potrei usarlo io, però no, e lo getta nel mare, dove nessuno lo può vedere. Adesso vediamo un volontario. Eccolo qua, ce l'abbiamo. Ah sì, altra cosa. L'archibugiere portava appresso dai cresci un altro metro due. Questa bandoliera, passo il braccio, girati verso il pubblico. Agguanta l'archibugio. E là. Direi che veramente. Queste Quanto pesa? Pesa tanto? non puttane le persone, Io mi arrendo, guarda, mi arrendo. solo quelli che non pagano. Questi qua sono dei contenitori in legno di bosso. Per la carica. Sono la carica. Sono in legno di bosso leggero, contengono la carica di un colpo e ancora oggi chiamano i bossoli i contenitori della polvere delle nostre armi. Sono 12 di solito e li chiamano in gergo i 12 apostoli. La palla pesa? Resisti soldato? Sei pagato? Gli danno da mangiare. La palla è una semplice palla di Nei bossoli la polvere piombo, ferro, fisica, sasso, giusto? tutto. Sì, sì. Di là le palle. Ma l'arma era, sto qua è legno sotto. Questo è legno. Legno. Teniere in legno come fosse si chiama proprio teniere, come quello delle balestre. Ed è un tubo. Qui c'è un forellino che si chiama focone, si mette la polvere dentro, si mette la palla con uno stoppino, Ma c'era bisogno anche di un'asta per pizzare. Sì. Uno forte. Curiosità, nelle rievocazioni storiche si può sparare con le artibugi, perché sono armi da fuoco, sono armi di libera vendita. Ed è successo che qualcuno nella folla lasciava dentro l'asta, si spara senza palla. Naturalmente, no, già siamo pochi, abbiamo poco, Chiaro. però partiva l'asta, Certo. così c'è l'obbligo nelle rievocazioni di usare l'asta di legno, che si disintegra. Sì. Però Sì, comunque sarebbe meglio non mi farlo. vedrai mai davanti. Sì, certo. Perché è come una freccia praticamente. Poi, una volta compresso, si apre lo sportellino, si mette della polvere fine. Qui c'è un foro che comunica da questo scodellino all'interno e qui semplicemente la miccia va a accendere la polvere. Arma imprecisa, Beh, certo. se piove non va. Sì. Se resta una brace dentro io vado a caricare, può scoppiare in mano. Certo, pericolosa, Poi mi scoppia, poi c'è la sacca della polvere, può scoppiare anche quella. Nel 1800 Napoleone usa delle armi, non sono più archibugli, sono moschetti, hanno un sistema tetrafocaia, Sì. però fa aumentare, è lui che fa aumentare la distanza dei fucilieri
a 1,5 metri. Sì. Perché se scoppia un fucile ne ammazza uno solo o due, certo. non un'intera 4 o 5. E ascolta la gittata utile di questo utile. Allora, se di certo sappiamo, io conosco gente che li costruisce 50 metri, diciamo, Sì. si può spararsi proprio nella salma. Sì. Un fucile napoleonico, un Charleville calibro mi pare 18 mm o 16 mm, non a canna liscia, come potete focaia, perché anche il fatto di quando vado a sparare ci mette qualche secondo a partire, quindi quello è da imprecisione. Quindi un fucile napoleonico, un motto è se ci sparano da 200 metri siamo sicuri come non accade mai, non ci prenderanno Mai. neanche a 100 metri. Certo. Anche perché assolutamente non si insegna a mirare, non c'è neanche gli organi di Sì, sì, certo. Come si fa a mirare? Poi Non si vede. non vanno sparati alla La spalla, spalla. quello è il boschetto. Sì. L'archibusio si poggia nel petto, quindi Oppure usavano anche l'asta. l'asta è usata sui fucili più pesanti. Questo qua è una replica di un archibusio l'antichino, però molto corti, a volte non avevano un pulsante per far partire la... Ah, sì, Sì. ho capito. Sì, comunque 50 metri, Sì, come un arco. no, su e lì. Sto prima a fare lo schifo. Fermo, dai. Ormai è volato. È volato, sì. Vieni. Questa è una striscia, è una spada, è una spada del 1600, una replica naturalmente. Non è neanche tanto efficace perché è come un palo, sarebbe molto più flessibile, però in educazione si spaccherebbe. Ha un'impugnatura, un'elsa molto elaborata perché non si usa più lo scudo. Questa si usa anche fuori dalla guerra. Una spada serve per proteggere la mano. Quindi impugna la mano, vediamo se indice qua dentro. No, di qua. Così. A me piace molto il 1500 perché è un secolo di innovazioni mostruose. Ah, quello Io l'ho usato come pettine e si vede. È un rompispada. sì, certo. Si impugna, io mi metto. Adesso tu cerca di colpirmi qua sulla spalla con la tua spada. Io blocco la spada, non la rompo la spada, Certo. e ho disarmato. Sì. Ai ai ai, Mica fai? stai perdendo. Apri un po' il braccio. Eccola. Ascolta, quanto pesa? Un chilo 2, un chilo 3? Cosa? La spada? No, questa No, quella è pesante, ma... calcoli la metà. Ah, Ah, pesa. Pesa, sì. Sentiamo. Un peso realistico di una spada è questo. La spada deve pesare poco. certo, ma... Perché deve essere leggera, deve essere flessibile, Sì. quella lì è un palo. Quella. Cosa che non è male. Se si faccio un'evocazione con quella spada, Questa, sì. prendo anche a male parole perché faccio male alle persone. Certo. Di punta, Sì. questa qui, cosa fa questa? Questa flette. Sì, Quella non flette. certo. Quel puntello. Altra cosa curiosa, la coltella. In Germania c'è una, come si dice, una rete di corporazioni pazzesche. Io faccio spille da bavero, posso perché sono della corporazione. Se voglio fare i bottoni no. Quindi gli spadai fanno le spade, ma i farli normali non possono fare le spade e allora fanno il Kriegmesser, il coltello da guerra. Non è una spada, è un coltellone. Sì. E il pezzo davanti è sempre l'anello Come si davanti è sempre per impugna questa? protezione. Ah, guarda. È sempre per protezione. Ok, in tutte comunque Ah, sempre mettevano la così. protezione Sì. per Perché il colpo che arriva di lato mi protegge la mano. Si usa in quanto d'armi comunque, però questa è un'arma diciamo da fanteria, uno non combatte, usa tutto il tempo col guanto che costa l'ira di Dio. E Questa è a una mano o a due mani? Non lo so. è sempre una spada a una A mano. una mano. Sì. Quanto Metti in tasca la costa? palla, metti in tasca la palla.
Pesano più o meno, siamo tutti sotto il chilo con quelle spade. Una spada diciamo abbastanza grande, diciamo sul chilo e 2. L'elmo che usavano era il morione, è l'evoluzione dell'elmo medievale, quello a cappello, questo qua la fa. Sì. Ah beh, allora adesso vediamo, caschi. Pensiero, Ci vuole la foto qua, pesa? Va bene. A cui, specialmente gli archibugeri, potevano aggiungere una protezione, una gorgiera per il collo. Sì. E questa qui non è la dottaglia, ha anche l'effetto che Si può alzare. si appoggia al morione e mi protegge il volto. Sì. Non ci vedo più, perché No. queste qua. Rimane ancora in voga la cotta di maglia, questa si chiama la mantellina del vescovo, è una, adesso potete passarvi anche questa, tanto per prendervi in conto, il cavaliere medievale si vedeva su tutto il corpo. Vabbè, torna al corpo. Una cotta di maglia doveva pesare tantissimo questa cosa. Quello solo quello che sul collo, una cotta di maglia per un cavaliere, diciamo, delle crociate, siamo su 40. Sì, sì. Cioè non mi preoccupo che il cavaliere e il cavallo dovevano essere I cavalli. destrieri sono cavalli da tiro praticamente. Cavalli da tiro, sì. E comunque anche 4,5 è usavano proprio i cavalli, i destrieri non potevano fare la marcia, sì. perché dopo una carica non vanno più. Più. Quello avevano altri cavalli per la marcia e lui per destrieri. Cosa succede? In questo periodo teniamo la spada quella piccola, come del specialmente nel 1400-1500 passare con la spada a un'armatura è veramente difficile. Come si fa? Armi tipo lo stocco sono fatte per andare di punta, infatti il loro bilanciamento è molto arretrato per poter lavorare di punta, mentre una spada come questa, cioè, prendi in mano una spada e tienile così. Proprio lei. No, stessa cosa. Questa pesa indubbiamente di più. Ah no, il corso fa impugnandole così e pesa quasi uguale. Però se mi va a impugnarle così non si rende conto del bilanciamento. Sì, perché questa qua è una spada della persona non addestrata e quindi combatte le taglie. Va a tagliare la picca, va alla gamba. Quella è una spada con uno stocco che serve per peccare le giunture delle armature. Quando l'armatura è abbastanza più integrale, questo non te lo do perché ti fai male, si usa il martello d'arme, in cui è un piccone, perché tutta la forza d'impatto va sull'unico punto e quindi riesco a forare l'armatura. Queste sono le manicate che da 1,90 m. Usavano anche con le pietre quello. No. Questa qui per esempio è un'altra chicca. Piccolissima, come un coltello. È un pugnaletto, uno stiletto, è una misericordia. È un spessicario. Sì, o da finire dopo la battaglia. Dopo la battaglia si dà la misericordia al nemico che non è destinato a sopravvivere. E questa passa il cuoio, il lino, la cotta di maglia. La lunghezza è corta perché basta arrivare al cuore. Certo, sì, sì. Questa qua è la replica di una fatta a Belluno nel 1700, è smontabile come quella, vedo tutta guardata. Se si veniva trovati con quest'arma all'interno delle mura cittadine si subiva la condanna a morte. Beh, certo. Perché Sì. non ci potevi tagliare la bistecca. No. Altre cose particolari sempre riguardando le varie protezioni aggiuntive sulle armi, come diceva la signora. Questi sono i Bauer Werk. Che sono questi? L'arma del contadino è un coltello da contadino a cui si è aggiunta una protezione aggiuntiva per il combattimento, perché fa da piccola guardia, decorate, meno decorate, ma è un coltello da lavoro, era chiamata l'arma del contadino, proprio perché tutti gli anzichenecchi, non questi, quelli di prima, venivano da quel mondo. Si pegava i contadini, sì.
È una gente che aveva perso il lavoro. I primi mercenari, quelli svizzeri, venivano dalla Svizzera perché lì non c'era lavoro. Non c'era, Nelle montagne. 1500 per contrastare le picche, che ripetiamo sono lunghe 6 metri, si sperimentano tante cose. Questa è la barda. Quella io non riesco. Racchiude l'ascia, contadina, il rampino per poter disarcionare il cavaliere e la cuspide per poter. Solitamente era l'arma che era data ai corpi di guardia o ai serventi di artiglieria, che era un'arma molto versatile perché permetteva di combattere a una certa distanza. Per quello che la spada non si usa in guerra, non si usa. La spada è un orpello costoso che non si usa, si combatte con la lancia. Questo vi permette una certa distanza dal nemico ed è molto molto efficace. Ha dei rinforzi laterali per evitare che qualcuno mi possa tagliare la punta. E a un certo punto, quando si firmano le condotte, a qualche soldato si danno 2 soldi. Perché? Perché ha un'arma che costa tanto. Questa è quella che pesa meno. Dai. Allora, è un'arma esagerata. Lo Zweihander o spadone a 2 mani, in realtà è un'arma che con la dovuta, io non sono in grado, però con un mio maestro d'arme, che per il periodo che ho fatto a Scherma, la sa usare ed è una cosa spettacolare, sembra un balletto, la si ruota in continuo, non si ferma mai e diventa per quel periodo storico, diciamo. Sì. C'è una storia della battaglia di Lempadour che un provveditore veneziano molto anziano si era fatto fare delle scarpe con della corda per non scivolare sulle galere fra il sangue e il sasso, e con quest'arma ha conquistato 3 o 4 galere turche, avanzando e macellando tutto quello che si trovava. E questa qui serviva proprio per, in questo caso ci sono 2 guardie. Ma sempre 2 mani comunque questo, c'è un peso certo. sì, differente. C'è una guardia che è avanzata e che vi permette di combattere molto. La spada è molto veloce perché il manico è lungo, quindi quando si combatte non si combatte con la sinistra, è la sinistra che muove la spada. Quindi mi permette di tenere una certa distanza e fare movimenti molto veloci. Però cade subito in disuso, dura un centinaio d'anni, insomma. Poi non ha più senso nei campi di battaglia. Una cosa che tra noi spadaioli va tanto di moda è dire, c'è molta tendenza a venerare le spade giapponesi, le katane. Ecco, nel stesso periodo che i giapponesi creavano la katana, che era una spadaccia, senza guardia, senza niente, in Europa facevamo questo. Temprata a multistrati, un pezzo unico d'acciaio, è un altro tempo. E perché sono così famose le katane allora? Perché tutto quello che è diverso dal nostro normale ci porta a venerarlo, certo. E la loro precisione nel fare le cose. La katana di per sé è una spada di ferro, perché in Giappone non hanno miniere d'acciaio, ricavano dalla sabbia, quindi hanno un modo di temperarla che tengono il ferro dentro e l'acciaio su. Sono stessi completamente È diversi. un loro limite che hanno, ma loro hanno armature di bambù. Sì. Cioè, viva Dio, questa qua è per combattere con un'armatura. Certo. Ho visto 2 o 3 volte il film Alla Triste, Capitano alla Triste, lì si vede benissimo. Quello è proprio 500. 600, diciamo, sì. E sono bellissime quelle battaglie dei picchieri con quelli che vanno sotto le picche. E non ha portato la spada apposta. Il regista è stato bravissimo a far vedere che quei combattimenti sono molto realistici. porca miseria. Loro, il capitano della Triste è un terceros, è quello che combatte in questi. Sì, bello. In queste formazioni. Sì. Di picchieri Il terzo è il protagonista delle guerre d'Italia del 1500. Sì. Viene sperimentato, nasce in Italia dalle truppe spagnole, i legionari spagnoli. di oggi si Prima la formazione che dava era la falange
svizzera, Sì. erano quadrati di 5.000 uomini, Sì. con punti da tutte le parti. Il terzo ne raggruppa a gruppi di 1.500. Sì. Però E quindi è molto più efficace, mette insieme, come avevamo detto, gli archibugieri, Sì. ecco l'archibugieri, poi i catafratti, gli lancieri, è molto più versatile. Gli olandesi nel 1600 fanno riducono le 60 fila di uomini a 30, aumentando tantissimo, però cosa c'è? Hanno problemi perché c'è un addestramento maggiore, cioè in un terzo i primi 3 combattono, poi dopo un po' arretrano, certo, combattono quelli freschi, sostituiti. stare in mezzo, fai tipo riposati. La religione romana faceva così. Esatto. L'archibugiere spara, va dietro per caricare, ma se mi carichi, quindi carica ancora lì, boom, torna in giro. Gli altri no, hanno un quarto d'ora di certo. E l'esercito abbiamo visto qua, questo qui, il re Adolfo di Svezia, il giorno di mezzanotte, porta la fila ancora più stretta, porta 10 uomini, con conseguenze stratosferiche per l'epoca. Questa qui è una battaglia che viene combattuta qualche anno dopo la morte del conte Rambaldo. Questa è la battaglia di Lutzen. Lutzen, sì. Ma si vede anche qua, si vede molto bene. Sono molto dettagliati queste miniature perché si vedono, non sempre si vedono, la logistica. Sì. La logistica è una roba incredibile. È perché la logistica interessa meno, no? Ma è una cosa che è lì che la società certo. incide. No, ma Certo. anche oggi uno combatte e 3 sono in sì. anche di Uno più. combatte, 3 combatte e 10 sono tesi a sera. Se non è sempre stato più o meno Certo, quel sì. rapporto. Sì. Quindi Solo che oggi- 60.000. Oggi il comandante non ha la preoccupazione di gestire sempre la logistica. No, a quell'epoca sì. Io ho degli amici che hanno combattuto a Herat all'epoca, lì non si può neanche bere l'acqua minerale perché è diversa dalla nostra. Sì, sì. Si diceva che l'arma più importante del soldato era l'imodium. Certo, sì. L'imodium. Beh, anche la seconda guerra mondiale No, infatti la dissenteria era una delle uno dei problemi. Ci sono migliaia di aneddoti. Quando i Longobardi combattono contro mi pare i Burgundi arrivano, Sì. fanno un grande attacco, a un certo punto basta, no. Tregua. E muoiono, perché muoiono, non c'è il sistema. È una cosa che noi ci ridiamo sopra, ma all'epoca la dissenteria ammazzava centinaia e centinaia di persone, insomma. perché non c'era igiene nel campo. Sì. Poi sai com'è? Come dicevano i francesi, è l'argent che fa la guerra. Senza soldi non si fa la guerra. E anche il mondo vedevo un'intervista del professor Barbero che spiegava una cosa del mondo di Montecuccoli, che è stato allievo di Rambaldo, perché ha cominciato nella guerra di Mantova proprio da ragazzino, che lui diceva che per fare la guerra ci vogliono 3 cose: soldi e soldi. C'era gente che fa la guerra. Sì. Addirittura fu proprio Ramon dei Montecuccoli che all'epoca cominciavano a nascere i primi fucili a pietra focale. Si chiama fucile perché il sistema di sparo si chiama fucile, e quindi lui non si fidava di questa che sarebbe stato il futuro, e quindi ha fatto fare a Brescia delle armi che avevano sia il sistema a pietra che a miccia, perché sennò a uno bisogna sparare. Che poi il sistema a miccia bisognava sempre soffiarci sopra per C'è una tenere scena di Allatriste che sono nell'acqua di fiamme, sì, che certo. hanno la miccia a volte sul polso Sul polso loro che soffiano, sì. perché se si spegne. Sì, sei finito. Sì. Sì. Te non spari più. E anche lì un'altra bella scena è quando chiodono i cannoni, Ah sì, che basta così poco per fermare un'artiglieria, Sì. inchiodono il focone. che poi lo hanno fatto fino all'800 questa Certo. roba qua. Fino a metà 800 inchiodavano. Immaginate che io prendo un chiodo o un tuzzicadente e chiudo questo buco qua, l'arma è inutilizzabile. Sì, certo. Sì, sì. Perché da questo foro entra il fuoco che accende la polvere della spada. Altra cosa di orgoglio mio, questo coltello, che è l'unico coltello vero, insomma, che mi diverto anche a fare il coltellinaio. Questo è un coltello temperato che potrebbe tagliare, non è affilato però. È un coltello da tavola del 1500. L'ho coperto da un affresco che è nella chiesa di Susegana. C'è un affresco dell'ultima cena, Sì, e certo. questo è il coltello. Sì. All'epoca avevano ottone, oro, corno di bufalo africano,
e ho usato gli stessi materiali, non l'oro per cui. Se avete domande, curiosità, qualsiasi cosa. Beh, comunque dovevano essere robe bestiali, perché pensare che finita la battaglia il giorno dopo magari passavano a ammazzare tutti quelli che stavano morendo o i feriti e roba del genere, però adesso non è che sia diverso. Anzi, è stato questo secolo, proprio questo, è stato la rivincita dei mercenari, perché adesso tutte le guerre sono piene, li chiamano non più mercenari, ma sono mercenari. Contractor, vabbè, più bello, ma insomma sempre mercenari sono. Prendono una Mercedes, ma anche il soldato è un professionista che viene stipendiato, quindi non cambia molto. Certo, Non cambia molto. però quelli, sì, specialmente adesso sono tutti pronti, insomma. Mi pare che la regione straniera spagnola è il terzo. Al terzo, sì. Ha mantenuto il nome, mi ricordo, Sì. proprio del terzo. Si chiama terzo, sono divisi in terzo, proprio ricordo di quello. Io volevo chiedere un'altra cosa. Fatto vedere le spade e le lame, diciamo, dritte. Le spade che da una parte sono un po' curve si chiamano sciabole. Sciabole, che sono adatte per lo più per la cavalleria. Ecco, cavalleria, sì. però lei non ha questo qui, no? No, mi sono legato alla terra, alla fanteria. No, le sciabole appaiono un po' dopo, Perché? Cioè, dopo quando? nel 700, cominciano verso il 700, quindi già in questo periodo le usano molto, si chiama Kiji, mi pare, no? Scusate ma le pronunce sono quelle che sono, gli ottomani le usano. Sì, perché loro usano sempre le scimitarre che sono poche. È una sciabola Una sciabola. che ha poca protezione, è fatta proprio da cavallo, perché loro hanno questa tecnica Sì, di sciabolare dal basso, cosa che in Europa fino al 1600 non si usa. C'è un manuale che cito tra l'altro anche nel romanzo, il comandante Giorgio Basta, che non lo sto. Lui insegna quando si carica a cavallo di non sciabolare. Sì. Primo perché tra di noi in Europa ci sono le armature, un colpo di taglio serve solo a rovinare la spada e poi bisogna calcolare la velocità del cavallo, la velocità del nemico e la tempistica. Il modo corretto di portare un assalto da cavallo con la spada in Europa fino a metà del 1600 è di puntare la spada come fosse una lancia. Sì, C'è la carica, famosa carica. sì. Esatto. Quindi io non mi spingo oltre al 1600, sta qua è comunque 500esca, Perché 400esca. c'era uno stemma che doveva essere del 500, secondo me, devo rivedere meglio allora, che aveva 3 punte io l'ho chiamate sciabole proprio perché in realtà erano, a meno che non fosse una prospettiva allora diciamo nel disegno No, lo usavano gli ottomani. Alcune Le usavano. in Est Europa, per esempio, in Polonia, in Ungheria, le usavano perché avevano talmente contatti con loro che poi è naturale che le tecnologie si passino. Però il cavaliere europeo, italiano, tedesco, fino al 1700 non usa la sciabola. È una cosa che viene dopo, che gli darà la normalità. Ma anche nelle guerre d'Italia le sciabole della cavalleria sono appena curve. L'Italia poi sì, piega leggermente, poco. solo la punta un po', perché questo stemma dovrebbe essere del 500 di una famiglia che era a Venezia. Per esempio ci sono stemmi non anche sicuramente medievali non che del usano 600-700, iconografia era molto comunque prima. turca o arabo. Quello della Careglia ha 2 spade, una nostra e l'altra quella ottomana. Questo è un simbolo che dice di combattimento contro le ottomane, contro le popolazioni della Careglia. Quello del castello di Soligo è no, è Gattamelata. Brandolini, lui è la scorpione del deserto, Sì. anche se siamo molto prima, perché lui prende lo stemma da una famiglia sconfitta in Terra Santa, che ha quello stemma, quindi c'è comunque Sì, un comunicazione passaggio anche sì, certo. nell'araldica, insomma. Sì. E comunque
è un mondo abbastanza globalizzato, quindi. Dobbiamo lasciare la sala per le 7. Mi spiace, bellissimo. È molto interessante.